L'ombra della burocrazia sul referendum di separazione tra Venezia e Mestre, che rischia di mancare l'appuntamento con l'Election Day del 22 ottobre. Significherebbe, sostiene Marco Sitran del Comitato Separatista Veneziano, mettere una pietra tombale su una richiesta firmata da oltre 9.000 cittadini. Credo che o proporre di fare il referendum tra un anno spendendo 1 milione di euro anziché 5.000 euro di schede elettorali, senza anche una forte volontà di complementarità e di unione delle forze, sia quasi improbabile. Ritengo che se il 22 ottobre non ci saranno i 2 referendum, per Venezia e Mestre sarà finita. Il problema è stato sollevato dall'ufficio legislativo della giunta regionale. Perché il referendum sia regolare, sostengono gli esperti legali, potrebbe richiedere il voto di tutti i cittadini della città metropolitana anziché solo quello dei residenti del comune di Venezia. Per spazzare ogni dubbio, la Giunta ha chiesto una presa di posizione della prima commissione del Consiglio regionale. I tempi sono dunque destinati ad allungarsi, ma secondo i comitati promotori votare a ottobre sarebbe ancora possibile. Se entro martedì, come promesso dalla vicepresidenza della Giunta regionale, verrà proposta una delibera al Consiglio regionale per l'individuazione del bacino di utenza elettorale e entro un mese verrà identificata l'area elettorale con delega per l'indizione del referendum, i tempi tecnici ci sono tutti.